poi... Così, come Ulisse, Ognuno va qualcosa di via. E poi tanti altri autori, da questi notissimi ad altri meno noti, autori contemporanei tipo Valerio Evangelisti piuttosto che Salvatore Quasimodo, e ancora viaggiatori quelli che conoscono di più noti tipo La Marmora, oppure Valéry. Inoltre abbiamo scoperto casualmente uno scrittore irlandese che si chiama Sean O'Fallon, che è stato in Italia negli anni 60 mandato da una rivista che si chiama Holiday, che non esiste più, uno scrittore molto importante irlandese, inedito e tradotto per l'occasione. E poi il valore aggiunto sono i poeti locali, per la prima volta vengono messi insieme poeti sardi quindi che hanno scritto in sardo accanto ad autori sardi che hanno scritto in italiano.